Allora, in che il 12 settembre del 2019 mi sono a Pietro Kociancic e sono a Gavin che le da passare con la bicicletta. Allora, mi sono desura al Navili Grand, come potete vedere, a Gade lì, a Gade là, sura un punto. E allora, in che è la giornata del dialetto milanese. Quest'anno ne sarà 4, il 12, il 13, il 14, il 15 di settembre, e che il 12 dunque è la prima di queste 4 giornate. I 4 giornate del milanese dopo i 5 giornate di Milano. E come pensami di fare festa in quel di chi, crumpà al librash, al negozio dei libri che vedrei lì, la vedi l'insegna, o compà in buca all'UF. In buca all'UF è un libro del Vittorio Silvio Crepaldi, scritto, pensi, intorno al 20, 1920, ed è un romanzo tutto scritto in milanese, in lombardo. È forse il secondo romanzo scritto in milanese, che ne sta nata prima che era il Venter di Milano, e poi che ne sta un altro che era le proprio un romanzo insieme a Sturiel di Nuei che si chiama I miracoli di Carabula di Luigi Pavia, invece il Venter di Milano era del Camillo Cima. Dunque al manc 3 libri di prosa milanese, di romance milanese, che è una bella roba perché pensa che i milanesi scriva di poesie e invece ha anche in buca all'UF del Vittorio Silvio Crepaldi e poi ha anche il Venter di Milano e il Miracolo di Carabula. Dunque, quel che vi disimi è leggi più se spes in milanese perché c'è tanta roba, la puoi trovare sia in di negozi come il libraccio per quei più se vecchi, ma c'è tanta roba nuova che puoi trovare anche in di librerie più se mainstream, perché c'è anche tanti roba alla Mondadori, alla Feltrinelli, e che ne tanti che a Milano e fuori di Milano. Se de no, c'è tanta roba anche sull'internet, c'è tanta roba per esempio che si può scaricare in PDF, per esempio su Google Books e tanta roba compagna, e vedrai che troverai tanta bella roba di legge, anche un qualcosa che le minga proprio perfette, dicono che tutti gli autori in sta bunde scrivono in milanese alla stessa maniera. Adesso a vedere cosa lei che l'ha scritto in buca all'UF, per Crepaldi, tanti anni indietro. Però in mezzo a tanti rob si trova sempre anche un qualcosa di bello, di nuovo, di interessante che si sapevano. E dunque stasera quando torni a casa che dare un'uggiata in buca all'UF del Vittorio Silvio Crepaldi e in dell'edizione delle meraviglie probabilmente sarà una versione anastatica, adesso ve disi in diretta, una versione anastatica del V81, dunque 70 anni dopo, 70 anni dopo la pubblicazione, quella della Meraviglia, fa un'edizione anastatica. E, dunque, magari una qualche altra copia la trovare in giro, anche di altre, una qualche libreria, dunque paté dei liber, chi a Milano o in dei paesi d'intorno. I bancarei, va a sapere. Dunque, mi finisce che il video qui e vedisi viva la lingua lombarda, viva il milanese nel caso particolare che si andrà a parlare anche, viva la letteratura in lingua lombarda e la letteratura in milanese e viva i romanzi in milanese, che viene poco e dunque sarebbe anche bello vedere di altri. Ma in tanti, specie che arriva agli altri romanzi, leggo quei che leggiamo. Ciao!